A Verona, nel parco di Villa Buri, è stato un fine settimana dedicato agli scout. Sono arrivati quasi in 2000 da tutto il Veneto e c'erano anche ragazzi di ritorno da esperienze internazionali. Elena Chemello. Che cosa vi siete inventati? Allora, abbiamo pensato appunto di avere un'illuminazione stabile per il campo scout, Pedalando. pedalando. Abbiamo deciso di cucire queste pantofole di squadriglia in cui ogni squadrigliera ha composto le proprie. La bicicletta che genera energia elettrica, la coperta fatta a pezzo e la babbuccia per dormire in tenda. Una fiera delle idee nel bosco di Villa Buri a Verona, dove si svolge l'annuale incontro tra gli scout veneti agesci, guide ed esploratori tra gli 11 e i 16 anni. 1200, con centinaia di capi, si sono confrontati per 2 giorni. In palio riconoscimenti e progetti presentati, dietro un anno di lavoro e di impegno. Abbiamo iniziato appunto dall'inizio dell'anno facendo autofinanziamenti per comprare appunto tutto il materiale, quindi sì, c'è abbastanza impegno. Quanto ci avete lavorato? Un po' di tempo, diciamo, ma 3-4 mesi sicuri. Imparano cosa vuol dire appunto progettare, portare a termine un'idea e sognare anche in grande. Come tornano poi a casa da incontri come questo? Beh, ritornano sicuramente carichi e motivati, è anche un'occasione per loro per vedere idee di altre squadriglie. Poco distante le tende dei più grandi, di ritorno da esperienze di scautismo all'estero, oltre 300 tra cattolici agesci e laici cengei. I confini, si sa, quando si cresce si allargano e il sogno è di riuscire ad abbattere ogni steccato. Questi momenti erano non soltanto dei momenti di studio ma anche dei momenti di scambio di idee. Le nozioni che sapeva un ragazzo poi venivano utilizzate come idea di base per la costruzione di qualcosa di più grande. Partire dal basso, dal movimento scout per costruire un'Europa migliore basata su, diciamo, dei valori molto concreti e molto importanti.